Convegno stamani organizzato dal PD sui rischi relativi all'autonomia differenziata. L'Ordine dei Medici oggi interviene sul tema della giornata mondiale contro la violenza di genere. Noi diciamo basta. Lunedì a Comitini un convegno del Sor Optimist su sport e donne, il gender gap insanabile con la firma della Carta Etica. Qual è la situazione idrica al momento? Ne abbiamo parlato con Giuseppe Riccobene di Lega Ambiente, il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore. Presentati al comune di Realmonte gli eventi in favore alla solidarietà in occasione delle prossime feste di Natale. Si svolgerà il prossimo 30 novembre il premio Telamone, giunto alla sua 47esima edizione. Francesco Pira rappresenterà l'Italia in occasione della prossima conferenza internazionale sulle comunicazioni che si terrà a Bangkok. Enzo Di Natali con il suo libro A Firenze su Dante Alighieri presso la chiesa di Santa Maria Novella. Tra mille polemiche riprende il campionato di Serie D per l'Akragas, ultimo in classifica. Buongiorno, benvenuti oggi con un nuovo appuntamento di fine settimana del nostro TVA Notizie. Apriamo il nostro telegiornale con un interessante convegno sull'autonomia differenziata, ovvero la secessione dei ricchi, organizzato dal PD di Agrigento al Circolo Empedocleo. Le interviste. Onorevole Angelo Caponicasa, presente a questa iniziativa dove si parla di autonomia differenziata in questo convegno organizzato dal PD di Agrigento. Dal suo punto di vista, onorevole. È l'avvio di una campagna di discussione e di informazione su una materia che ha tanti aspetti che è bene chiarire alla gente, soprattutto perché si renda conto che è una materia che, pur interessando l'assetto dello Stato, il modo di come si organizza il rapporto con le regioni, però poi c'è una ricaduta sulla vita delle persone, perché alla fine nella intenzione di chi ha promosso l'autonomia differenziata c'è proprio esattamente questo. Noi infatti siamo contrari perché oltre ad aspetti di merito che stiamo discutendo e di cui discuteremo anche qui questa mattina, ci sono anche aspetti che riguardano l'idea di Stato. Noi siamo perché tutte le parti, tutte le regioni che fanno parte dello Stato italiano siano tutte in grado di fruire dei benefici che lo Stato può dare ai cittadini in materia di sanità, di lavoro, in materia della vita della persona, che riguarda la vita delle persone. Lontano dal federalismo fiscale di cui parlavamo alcuni anni fa e di cui lei era anche un portabandiera. Il federalismo fiscale, diciamo che in questa materia c'entra relativamente. Il problema vero è come le regioni si rapportano con lo Stato e come alla fine il sistema continua a tenere sullo stesso piano il cittadino che vive in Lombardia e il cittadino che vive in Sicilia, cioè evitare che lo Stato sia organizzato in modo da favorire coloro i quali vivono in zone di per sé avvantaggiate e possa invece alla fine penalizzare chi vive in regioni che per cattiva gestione dello Stato italiano sono state lasciate indietro nel corso degli anni. Franco Cangemi interviene oggi a questo interessante convegno sull'autonomia differenziata come CGIL. Ecco il vostro punto di vista. L'autonomia differenziata è una legge che divide il paese e che crea problemi tra nord e sud. Ogni regione dovrà, se questa legge entrerà in vigore, perché ancora, anche se c'è la legge ma ancora non è entrata in vigore, ogni regione dovrà, come si dice, organizzare con i fondi che ha, senza più la solidarietà che c'era prima. Quindi le regioni del sud soprattutto ne soffriranno moltissimo,
di questa cosa, in termini di sanità, istruzione. Non sarà, possibilmente ci saranno nella scuola, per esempio, programmi diversi per ogni regione, e quindi ci saranno anche fondi diversi per ogni regione, quindi faremo scuole completamente diverse. Per non parlare del lavoro, potranno di nuovo ritornare le famose gabbie salariali, che se ogni regione poi dovrà avere un contratto, e immagino che significa questo anche per i docenti, per esempio per il personale della scuola o della sanità, è una cosa gravissima. Aspettiamo la Corte Costituzionale si è pronunciata, vedremo che dobbiamo fare. Secondo noi ci sono le stesse condizioni per fare il referendum, perché questa legge non è una legge per l'Italia, non è una legge giusta. Sì, un tema assolutamente al centro dell'agenda politica, lo abbiamo portato avanti sia come Comune di Sant'Agostino Cuspina, ma anche quale componente della direzione nazionale della Lega delle Autonomie Locali. Oggi ad Agrigento, per approfondire questo ulteriore momento dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che salutiamo con grande piacere. Una legge truffa, una legge che aumenta le diseguaglianze, la legge Calderoli, che non è altro diciamo un momento di scambio elettorale tra premierato e autonomia differenziata, ma noi ci poniamo la domanda chiara e netta: a cosa serve una legge che aumenta le diseguaglianze, che aumenta il divario tra comuni ricchi e comuni poveri, che aumenta il divario e fa aumentare le diseguaglianze? Diciamo no nettamente a questa scriteriata e stravagante legge proposta da Calderoli, e naturalmente non ci fermeremo dopo aver raccolto le firme fino a quando non avremo una parola chiara in Cassazione da questo punto di vista. E si è svolto oggi nella sala Geraci dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Agrigento un convegno sul tema Giornata Mondiale contro la violenza di genere. Noi diciamo basta, a cura dell'Omiceo e della sezione agrigentina dell'Associazione Donne Medico. Oggi abbiamo voluto fortemente questo convegno trattando un tema importante, la violenza sulle donne. E quando la Presidente delle Donne Medico e della sezione di Agrigento, la dottoressa Mattia Quirino, lo ha proposto, abbiamo subito sposato il progetto e abbiamo voluto fortemente farlo qui proprio nella sede dell'Ordine per sensibilizzare al massimo tutta la cittadinanza su questo grave problema che tra l'altro in linee generali sulle donne. Noi poi in particolare abbiamo questa violenza sulle donne medico che è l'altra ferita, possiamo chiamarla. Importante è sensibilizzare perché il problema è grave e il femminicidio a cui noi assistiamo, il numero elevato di femminicidio che c'è, è la punta massima, diciamo, ma dobbiamo cominciare a vedere il problema, ecco la sensibilizzazione, quando comincia a livello familiare queste minacce, questi soprusi, una violenza che è subito e nessuno riesce a vedere, è la violenza economica. Comincia da lì a volte, bisogna essere subito attenti a questo problema per evitare poi la fase finale, che sarebbe il femminicidio. E lì bisogna focalizzare bene questo problema sulla violenza economica, perché se consideriamo che solo l'85% degli uomini ha un reddito contro il 60% delle donne, e consideriamo un altro fattore che c'è un 21% di donne che non ha un conto corrente. Ecco, da lì cominciano, questo è uno dei motivi, una delle situazioni che bisogna attenzionare per evitare di arrivare poi alla fase finale, che è quella del femminicidio. Quindi oggi siamo qua per sensibilizzare su questo problema, cercare tutti assieme se si può trovare una soluzione assieme alle istituzioni. Chiaramente siamo da stimolo e siamo noi un organo sussidiario dello Stato e quindi cerchiamo di collaborare per trovare delle soluzioni possibili.
L'Associazione Italiana Donne Mediche nasce nel 1921, si è occupato sempre delle differenze di genere e principalmente anche della violenza delle donne. È una società scientifica e quindi è importante perché si occupa oltre ovviamente della violenza di genere, come ho detto anche delle differenze di genere, si occupa anche di eventi scientifici. Infatti in tutta l'Italia si organizzano dei convegni che sono di diverse tipologie. Infatti la cosa importante della nostra associazione è ovviamente la pluridisciplinarità. Questa che unisce tutti porta evoluzione anche nel nostro percorso scientifico, nel nostro percorso lavorativo e ovviamente lo trasmette anche agli altri. Siamo società scientifica dal 2000 e poi abbiamo in occasione del centenario abbiamo il Presidente della Repubblica e abbiamo fatto un francobollo che è rimasto appunto per il centenario e ci ha insegnato ad una medaglia. Oggi siamo qui e ringrazio intanto il Presidente dell'Ordine dei Medici che ci ha voluto fortemente fare questo convegno sulla violenza di genere, che purtroppo è un argomento che ormai è diventato all'ordine del giorno. La violenza di genere ovviamente è rivolta non solo alle donne ma anche ai bambini e anche a livello lavorativo, quindi tra colleghi o altro, quindi intendiamo un po' tutti i tipi di violenza. È importante soprattutto parlarne, anche se a volte magari si può anche emulare, parlarne perché bisogna fare principalmente qualcosa per prevenirle queste cose. Prevenirle secondo me, infatti volevo presentarlo anche tipo come progetto, sarebbe importante andare nelle scuole e parlare con i ragazzi, vedere anche se, perché è importante capire e capitare fin dall'inizio se c'è qualche tipo di violenza, che può essere una violenza fisica, può essere una violenza anche che i genitori magari litigano, quindi i bambini poi crescono con questa voglia anche di fare violenza sugli altri. E quindi è importante capitare queste piccole cose e soprattutto noi medici, nei nostri ambulatori medici per esempio a volte vengono ragazze che vedi che hanno delle problematiche e poi magari scavando, andando incontro, facendole parlare si vede che effettivamente c'è una forma di violenza appunto subdola, psicologica soprattutto in questo caso. Spero, ci auguriamo, ovviamente certo sarà un percorso difficile questo da fare, però ognuno nel nostro piccolo, con le istituzioni, ovviamente come diceva il Presidente, con le scuole, potremmo cercare di perlomeno ridurle, se non eliminarle. Oggi sono qui nella vostra bella Agrigento per parlare di violenza. L'EDM in questi giorni parla di violenza su tutto il territorio nazionale, perché è una delle nostre mission che è formare ed informare. Ma anche a livello internazionale l'EDM si occupa di violenza di genere, quindi non soltanto quella che riguarda le donne, ma anche i bambini, i soggetti fragili. Il VIPROM è un progetto che è nato in Germania, sempre a cura delle donne medico ed IDM è partner in Italia. C'è stato un grosso finanziamento proprio per dare vita a questo progetto che possa dare formazione, informazione, ma anche e soprattutto supporto alle persone che sono state colpite da violenza. Quindi è un progetto su larga scala di cui l'IDM si occupa con dei corsi proprio per poter formare le persone che accolgono sanitari, il personale sanitario per accogliere e riconoscere soprattutto quelle persone più fragili che hanno necessità di accoglienza, di supporto e anche poi di reinserimento nella vita sociale lontano da chi le ha maltrattate. Donne e sport, il gender gap insanabile con la firma della carta etica del comune di Comitini su proposta del Sor Optimis di Agrigento che l'amministrazione comunale ha adottato con apposita delibera. L'evento si svolgerà lunedì 25 novembre alle ore 17:30 e sarà presentato dalla nostra Margherita Trupiano.
Donne e sport, il gender gap insanabile, firma della Carta Etica del Comune di Comitini. È il titolo di un incontro voluto dal Comune di Comitini su proposta del Sor Optimis Club di Agrigento per la firma della Carta Etica dello Sport che l'amministrazione ha adottato con apposita delibera. Un fitto programma di interventi che si svolgerà lunedì 25 novembre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne alle 17:30 presso il Palazzo Baronale Bellacera e che vedrà alternarsi testimonianze che racconteranno esperienze, ostacoli, proposte che le atlete vivono a causa del divario di genere. Introdurrà ai lavori la past president Sor Optimist Club di Agrigento, poi i saluti del sindaco di Comitini Luigi Nigrelli e di Paola Toscano, presidente Sor Optimist Club di Agrigento. Interverranno Francesca Scollo, allenatrice pallavolo Aragona Mediterranea Serramenti, che racconterà del difficile percorso delle donne nello sport. Seguirà la testimonianza della giocatrice della pallavolo Aragona Sgayer Hamel, che parlerà della sua esperienza narrando dalla Tunisia ad Agrigento quando lo sport è anche integrazione. Poi Annalisa Tornambè dell'associazione Cometa affronterà il tema donne, migranti e sport, approccio e percezione. La conclusione dei lavori è stata affidata a Roberta Lala, vicepresidente Acragas Calcio. A conclusione la firma della Carta Etica e la proiezione di uno spot contro la violenza sulle donne realizzato dal Sor Optimist di Agrigento. E parliamo ora di acqua, un tema sempre di grandissima attualità. Sentiamo Giuseppe Riccobene di Legambiente e il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore. Ingegnere Riccobene è responsabile di Legambiente per la vicenda idrica, la segue costantemente, l'abbiamo visto recentemente in diversi talk show nazionali. Ecco, quali sono le novità che stanno arrivando dalla regione, un po' in generale? Si parla di questi finanziamenti dei dissalatori, dal tuo punto di vista? Sì, abbiamo seguito e lo facciamo a prescindere da prima che si verificasse la crisi idrica, abbiamo seguito tutte queste vicende, segnalando le diverse criticità e proponendo soprattutto alcune soluzioni. Adesso vediamo che l'amministrazione regionale sta finalmente avviando alcuni dei progetti che avrebbe dovuto avviare ben prima, e di questo siamo contenti. Ovviamente vigileremo sulla esecuzione, sui tempi di esecuzione. Naturalmente rimangono intatte tutte le nostre perplessità rispetto alla gestione della crisi, soprattutto in termini di equità, di parità di trattamento tra i cittadini, tra le utenze, e su questo continueremo ancora a dare battaglia. Presidente, sull'acqua, so che il Comune sta facendo anche delle azioni legali. Assolutamente sì, siamo convinti e determinati ad andare avanti su questo versante. Abbiamo impugnato l'escavazione di un ulteriore pozzo nel bacino idrico della Quisquina, siamo al TAR, abbiamo presentato il ricorso al TAR, attendiamo con grande fiducia l'esito del ricorso presentato, perché non è una battaglia egoistica, non è una battaglia che vuole venire meno ai principi di solidarietà, ma è una battaglia in difesa di un bacino idrico che già dà tanto ai comuni dell'Agrigentino, che rischia il collasso, e quindi siamo in difesa delle generazioni future su questo versante. Una domanda sull'impianto di acque minerali che c'è a Santo Stefano. Ecco, molti chiedono perché non si preleva qualcosa anche da quella fontana, da quella sorgente. Assolutamente, ma molti chiedono all'interlocutore sbagliato. Assolutamente sì, ma molti chiedono all'interlocutore sbagliato, perché, come è saputo e risaputo, quella concessione è di esclusiva competenza della Regione Sicilia, e quindi il Comune di Santo Stefano Quisquina non è minimamente titolato a poter andare avanti su questo versante, anche da un punto di vista giuridico e legale. È una Sicilia che corre oltre le attese, lo ha dichiarato con orgoglio il presidente della regione Renato Schifani, intervenendo a finire per cominciare l'assise dei giovani imprenditori di Confindustria che si è svolta a Villa Egea a Palermo. L'azione politica guarderà
al mondo imprenditoriale come elemento fulcro centrale della crescita, ma anche della crescita lavorativa, oltre che del PIL. Quindi uno dei temi centrali della mia azione di governo è stata quella di semplificare, e se i dati di crescita del PIL certificati dalla Banca d'Italia, non da Renato Schifani, ci danno come regione che cresce maggiormente rispetto ad altre regioni in un solo 2 anni di governo, evidentemente un significato c'è. Tutto si lega. Abbiamo registrato nel 2023 maggiori entrate fiscali per più di mezzo miliardo. Lavoreremo su questa legge di stabilità che consoliderà il nostro trend di attenzione al mondo dell'impresa, alla crescita, allo sviluppo e anche al sociale, naturalmente. E abbiamo un organismo che secondo me è il fiore all'occhiello, quello dell'IRFIS, che velocizza quello che il legislatore e il governo mette a disposizione in termini di investimenti e di risorse pubbliche, perché non basta avere le risorse, non basta avere dotazioni, occorre poi saper spendere dei sistemi fluidi e veloci per rendere la spesa, la somma pubblica, il denaro pubblico fruibile. E questo è il mio impegno su cui ho puntato, e ho puntato su una struttura. Un Giolino al quale abbiamo affidato la gestione, per esempio, della misura che prevede l'abbattimento del tasso di interesse delle imprese fino al 50%. È una delle varie misure che abbiamo dato proprio per dare un sostegno all'impresa nel momento in cui si trova ad indebitarsi nei confronti del mondo bancario. Io ci tengo molto a che questa tendenza del PIL possa essere confermata, di crescita del PIL. Sono molto incoraggiato perché in 2 anni di governo, vi devo dire, speravo in una crescita, non immaginavo che ci fosse una crescita così. Questo significa che cosa? E concludo, che in Sicilia c'è un sistema produttivo e industriale buono, valido, strutturato, e questo è un elemento di base che ha consentito alla politica liberale del governo di poter enfatizzare questa crescita e fruirne. Questo ci può aiutare a intervenire per fare in modo che regole nuove possano allargare la possibilità di intervento, di velocizzare i processi decisionali nostri e poi attuativi vostri sotto il profilo industriale. E intanto Edoardo Laferla è il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Sicilia. È stato eletto all'unanimità dal Comitato regionale dei giovani imprenditori e prende il posto di Gianluca Costanzo. Nato nel 91 ad Augusta, laureato in economia aziendale, Edoardo Laferla da 8 anni lavora nell'azienda di famiglia e oggi ricopre il ruolo di direttore commerciale della Leone Laferla SPA. Incontro a Palermo presso la Fondazione Falcone organizzato dall'IRFIS Sicilia, AIDA, la prima associazione di imprenditrici e donne dirigenti d'azienda, per fare il punto sul mondo imprenditoriale femminile e sui passi in avanti fatti per ciò che riguarda legalità, etica e responsabilità sociale. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. A casa mia le donne e gli uomini erano la stessa cosa, quindi io il problema non me lo sono posto sin da bambina. Detto questo, è chiaro che io adoro le donne, un po' meno gli uomini, che nei secoli ci hanno un pochino oppresso, diciamo. Adesso la donna sta nascendo a una nuova realtà. Non è solo la realtà legata al lavoro domestico, alla cura dei figli e della casa, per carità importantissima, e che io la prima ho messo sempre al primo posto. Ma la donna ha anche bisogno non solo di realizzarsi, ma di collaborare a tutta la società per migliorarla. E siccome noi siamo molto brave, noi donne, la donna sicuramente potrà avere un ruolo importante in questa città. Di coniugare al massimo la dignità della donna, che deve essere secondo me valorizzata, con l'idea del lavoro. Siccome io sono una fanatica, diciamo, del lavoro, dell'azienda, dell'impresa, per me è stato come mettere i puntini tutti insieme ed unirli, perché da imprenditrice sono cavaliere del lavoro, sono presidente dell'IRFIS, di una società che è fatta per il 40% da donne e il 40% di loro sono in ruoli apicali. Vi potete immaginare, quando ho trovato l'IRFIS tutte queste donne ero impazzita. E ovviamente, essendo anche socia dell'Associazione Italiana Dirigenti Azienda e lavorando moltissimo da quando sono all'IRFIS, in particolare con le università e con le scuole
per spiegare ai ragazzi e soprattutto alle ragazze quanto si può sentirsi soddisfatti nella vita lavorando e quindi trovando un posto anche nel mondo della finanza, quindi anche per esempio in un futuro in IRFIS. Quali sono dal suo punto di vista le maggiori difficoltà che ancora riscontrano le donne che vogliono fare imprenditoria? Ci sono moltissimi stereotipi di genere ancora in essere, soprattutto in alcuni territori nel nostro paese, perché non è uguale in tutto il nostro paese. Io vengo da territori dove c'è meno stereotipo, ma c'è anche lì. Poi ci sono degli oggettivi problemi, ad esempio ad avviare un'impresa la donna finanziariamente è meno autonoma perché ha meno collateral da mettere a disposizione, quindi si trova e andare a reperire finanziamenti per lei normalmente è più difficile. Le donne hanno sempre da una parte una marcia in più, dall'altra parte una marcia in meno. Una marcia in più perché sono dotate tutte di caparbietà e costanza e questi sono i cardini principali delle donne che si occupano anche di imprenditoria e non soltanto di medicina come nel mio caso. Difficile perché le donne devono salire giù per le scale di corsa mentre gli uomini salgono comodamente in ascensore aggiustandosi la cravatta. E numerose le iniziative in cantiere al Comune di Realmonte per un Natale di solidarietà tra memoria e tradizione dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025. Il Natale in divenire, quello del 2024 a Realmonte. Stamattina abbiamo avuto il nostro consueto incontro con l'Istituto Comprensivo Garibaldi, quindi nella persona della preside, con la parrocchia San Domenico nella persona di Don Fabio e con le associazioni presenti sul territorio di Realmonte, il CIF, le Uncinettine, Aquarinto, c'erano anche il comandante dei carabinieri della stazione di Realmonte e i dipendenti del comune. Cosa dire? Un Natale appunto in divenire dove ci saranno come sempre tutte le attività che vengono proposte dalle varie associazioni, dall'istituto comprensivo, dalla parrocchia, fatte in sinergia, quindi mercatini di Natale, il tuffo di Babbo Natale il 25 di dicembre, il presepe a cura dell'istituto comprensivo Garibaldi, i musici insomma che fanno musica tradizionale natalizia con delle novità quest'anno, poi vedrete, gli addobbi in piazza a cura delle Uncinettine, quindi sempre identità e tradizione che scandisce le note natalizie a Realmonte. Quindi questo clima meraviglioso che ci invita sempre alla condivisione, ci invita alla solidarietà e ci invita sempre di più a avere questa speranza su un futuro che sia di pace, lo abbiamo detto sempre, che sia di condivisione, che sia di squadra, di collaborazione. E quello di Realmonte vuole sempre essere un piccolo ma grande esempio di istituzioni che camminano a fianco e che sono sempre insieme per educare ai principi di legalità, di bellezza i nostri ragazzi che, lo abbiamo detto sempre, sono il nostro presente ma saranno la classe dirigente del futuro e quindi il nostro obbligo è quello di farli crescere in un clima di consapevolezza e con la speranza che il futuro possa veramente portare alla pace e alla condivisione a cui ho fatto riferimento. Che dire, noi ci siamo, Realmonte c'è, lo diciamo sempre. La novità di quest'anno è che è stata calata Beggia Sicilia, la sagra, nelle attività natalizie, questo sempre per dimostrare che Realmonte non è solo squadra, associazioni, già quello farebbe la differenza, è anche identità, memoria e tradizione. Ecco, e prodotti della terra, e attività enogastronomiche, e insomma tradizione importante e bellezza a tutto tondo. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo partecipa alle manifestazioni di Natale di Realmonte.
che si aggancia alla tematica dell'istituto comprensivo, scelta come tematica che unisce tutti gli ordini di scuola e che è il divenire, e così le classi parteciperanno con interessanti attività come per esempio quella del presepe vivente e intrattenimenti musicali da parte del nostro indirizzo musicale con i nostri bravissimi maestri, i nostri promettenti alunni e con tante altre attività che magari saranno una sorpresa. Allora, noi come Unginettine Realmontine rimonteremo il nostro albero di Natale alto 7 metri, tutto realizzato all'uncinetto, e quest'anno ci sarà la novità che metteremo dei festoni di abbellimento con alberelli, angioletti, tutto realizzato con le nostre mani e grazie a 30 ragazze che si adoperano per lavorare sempre manuale all'uncinetto e lana. Noi come CIF quest'anno abbiamo l'idea di proiettare, approfittando che ci sarà un bel pannello, di proiettare dei film inerenti il periodo, la lettura qualora ci siano dei bambini sempre di libri e poi il solito mercatino a fine e a scopo benefico. Tutto quello che si vende e si raccoglie verrà devoluto in beneficenza. Linea alla regia per la pubblicità. Tante le iniziative programmate dall'ANPI di Agrigento, tra queste la titolazione di una strada a Raffadali il prossimo 29 novembre. Intervista al presidente Lauricella dell'ANPI provinciale. Angelo Lauricella, l'ANPI di Agrigento ha in mente tante iniziative, una tra le più imminenti, quella relativamente all'onorevole Giacomo Di Benedetto, ma non solo. Sì, per ora stiamo lavorando, naturalmente al prossimo venerdì ci sarà questa iniziativa importante che è la dedica di una via a Giacomo Di Benedetto e il suo ricordo, che verrà organizzato nella sala del Consiglio Comunale del Raffadale. Questa la facciamo col Comune del Raffadale, che ha dedicato questa via, e con l'associazione degli ex parlamentari. È qualcosa di importante perché naturalmente in un paese che ha avuto tante grandi personalità dà anche a Giacomo questo ruolo, diciamo, di una delle personalità che entrano nell'identità culturale e morale di Raffadale. Quindi sarà qualcosa di grande importanza. Poi il 13 di dicembre a Racalmuto avremo un'iniziativa sul contributo di Racalmuto alle guerre del secolo passato, e diciamo, parleremo della guerra dei boxer, andremo alle guerre coloniali, alla prima e alla seconda guerra mondiale. Lo facciamo per dare onore ai caduti che hanno servito la patria, e anche per dire quanto inutili queste guerre sono state e tante vite sono state sacrificate. Lo facciamo per lanciare un messaggio di pace, perché non avvenga più. Lo facciamo per riportare il nostro paese alle trattative, ai contatti, allo scontro diplomatico, che è quello che non fa vittime, per superare invece questa tendenza assassina che colpisce i bambini, le donne, che distrugge quello che gli uomini hanno costruito. Lo facciamo perché possa nascere una coscienza pacifista a Racalmuto e nel nostro paese. Anche questa sarà un'iniziativa importante. La stessa iniziativa cercheremo di riportarla a Sciacca, dove stiamo lavorando in questo periodo alla costruzione di un elenco di combattenti partigiani durante la guerra di liberazione a Sciacca e a Siculiana, dove assieme alla questione delle foibe, a cui il sindaco ha dedicato un monumento, si possa svolgere un'iniziativa sull'insieme anche qui del contributo di Siculiana. Questi fatti sono identitari, entrano nel patrimonio di ogni comune e vogliamo che ogni persona li senta sua, che non vengano dimenticati, che la parte migliore e più generosa del nostro paese non venga dimenticata ma vada ricordata. Questo in questo momento, a questo mirano le iniziative dell'ANPI in questo periodo. È giunto alla sua 47esima edizione il premio Telamone, uno dei più prestigiosi in città, organizzato dal Centro Studi Cepasa, presidente Paolo Cilona. Lo abbiamo intervistato. Professor Paolo Cilona, parliamo di questo premio Telamone che si svolgerà il giorno 30 al museo.
Beh, è la 47esima edizione, sono passati tanti, ma tanti anni e ad Agrigento sono venute tutte le eccellenze siciliane, da Zichichi ad Ingrao, a Giuliano Amato e tanti altri, a Bottita, quindi è un premio che ha la forza di richiamare attorno i grandi siciliani e per questo noi con sacrificio ed impegno portiamo avanti questa iniziativa che effettivamente è molto conosciuta in Sicilia e oltre lo Stretto di Messina. Tanti sono i premiati, ce ne anticipa qualcuno di questa edizione, professor Girolamo? Sono diversi, in tutto sono 10, alcuni di Palermo, altri di Catania, 2 di Agrigento ed altri di Caltanissetta, insomma è la Sicilia che produce, che lavora verso il progresso generale. E quindi posso dire che tra gli agrigentini c'è il questore di Trapani, dottor Giuseppe Peritore, e Massimo Militello che abita a Londra ed è un regista di chiara fama. Professor Girolamo, tra i tanti premi che fioriscono nella nostra città, il Telamone se ne distingue, potremmo dire forse metterlo alle prime posizioni. Penso di sì, perché noi non andiamo verso la ricerca continua delle risorse finanziarie, noi lo facciamo con impegno e sacrificio senza andare a bussare a tizio al Caio. Noi siamo soltanto impegnati a promuovere la città di Agrigento che ha una storia lunga di 2600 anni. E nell'ambito della 4ª edizione di Sicilia Carbon Free, il progetto di Legambiente dedicato all'efficienza energetica e fonti rinnovabili, si è svolta ai cantieri culturali alla Zisa di Palermo la 6ª edizione del forum quale Energia Sicilia, il servizio da Palermo. Cambiamenti climatici e transizione energetica, ma qual è la sensibilità del nostro Paese? Beh, la sensibilità sui disastri della crisi climatica è evidente, pensiamo alla siccità in Sicilia, pensiamo alle 4 alluvioni in Emilia-Romagna nell'ultimo anno e mezzo, tutti i disastri a cui stiamo assistendo nel centro del Mediterraneo, che gli scienziati dicevano già negli anni '80 che sarebbe diventato un hotspot, quindi una prima linea dell'emergenza climatica. Purtroppo a questa consapevolezza dei disastri dell'emergenza climatica non c'è la consapevolezza nel mettere in campo i percorsi per facilitare l'archiviazione dell'era delle fossili, carbone, petrolio e gas, per promuovere concretamente sui territori la realizzazione dell'alternativa e lo vediamo con tutte le contestazioni che ci sono nei confronti delle eoliche a terra, delle eoliche a mare, degli impianti agrivoltaici, di tutte quelle innovazioni che potrebbero permettere da una parte di mitigare gli effetti della crisi climatica e dall'altra parte di produrre nuova economia sui territori e come sappiamo bene il sud, le isole e la Sicilia in primis potrebbero trarre grande vantaggio dalla realizzazione di questi impianti, infrastrutture ed opere della transizione ecologica che produrrebbero tanti posti di lavoro. Ecco, ma cosa è mancato e cosa sta mancando? Quello che manca nella politica è il non farsi condizionare dal vecchio modello economico, perché la politica continua a dar troppa retta ai signori del gas, in alcune parti del paese ai signori del petrolio, e gas e petrolio sono 2 fonti energetiche molto presenti in questa regione. In Sicilia possiamo vederlo tutti con gli ultimi eventi estremi, a partire dalla siccità prolungata che attanaglia le aree interne dal 2023 e fino ad oggi, nonostante le precipitazioni intense che ci sono state nelle coste ioniche, diciamo siamo messi davvero male. D'altronde la Sicilia è al centro di un hotspot climatico che è il Mediterraneo e che sta restituendo la sua energia accumulata in estate con degli eventi violenti come quello che purtroppo abbiamo visto anche a Valencia con delle vittime. Da noi abbiamo danni materiali, per fortuna non abbiamo vittime, ma i siciliani stanno conoscendo bene che cosa significa crisi climatica. Per questo la soluzione è una transizione energetica che sia il più tempestiva possibile, perché in questa lotta alla crisi climatica purtroppo rallentare la transizione equivale a perdere. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono abbastanza
devastanti e frequenti, e seppure l'emergenza climatica rappresenta la priorità, non avvertiamo la stessa consapevolezza né politica né istituzionale da parte di chi governa il Paese e chi governa la Regione sull'urgenza di adottare le misure necessarie per contrastare i cambiamenti climatici. È stato respinto in Cassazione il ricorso di Nicola Catania verso Giuseppe Bica, che rimane parlamentare all'Assemblea regionale siciliana. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Come è mia abitudine, quando ho da comunicare qualcosa magari più delicata rispetto ad altre notizie, preferisco farlo attraverso un videomessaggio in maniera da arrivare direttamente a voi e a quanti mi vorranno ascoltare. Piuttosto che affidarmi a un freddo comunicato, penso che questo sia il mezzo migliore. In questi giorni è successo che un mio ricorso in Corte d'Appello contro un ricorso fattomi dal signor Giuseppe Bica è stato respinto. È stato respinto, quindi perdo il giudizio in questo secondo grado con una sentenza che non va commentata, ma obiettivamente ci lascia quantomeno perplessi, tanto a me quanto ai miei avvocati. Una sentenza che non ci aspettavamo per nulla, convinti come siamo di avere pienamente ragione rispetto alle questioni che sono state dibattute in sede di giudizio. Fatta ovviamente questa premessa, mi preme comunicarvi che, nonostante io abbia avuto momenti particolari di flessione, qualche momento di sconforto, mi pare normale che ci sia, qualche momento anche di ripensamento, un po' di tristezza in verità. Poi, preso dai tanti messaggi, dalle telefonate, da tutto l'affetto che mi avete partecipato, e di questo me ne sono veramente grato, ho fatto una riflessione un po' più approfondita anche assieme ai miei amici. Ovviamente io non posso egoisticamente decidere di fare una cosa rispetto a un'altra. Io sono forte della vostra vicinanza, sono forte dei voti che ho ricevuto nella competizione elettorale regionale e parto proprio da qui perché io non debbo assolutamente mollare, cosa che ho deciso di fare, cioè dire quella di andare avanti con determinazione. Andremo sicuramente in Cassazione al terzo grado di giudizio, convinti, ripeto ancora una volta come siamo, di avere pienamente ragione. Continuerò ad essere nel territorio, a fare la mia politica nel territorio, a portare le istanze del territorio in regione, cercando di dar voce al territorio così per come voi mi avete dato la forza di poter fare. Convinto come sono di poter dare ancora contributo fattivo al territorio stesso, convinto come sono che il mio partito, il partito in cui milito, non mi lascerà solo e mi darà l'opportunità di portare le istanze e la voce del territorio stesso. Continuerò ad avere le mie segreterie aperte, ad incontrarvi, a darvi qualche consiglio, ad ascoltare qualche esigenza e, perché no, a ricevere anche qualche consiglio io stesso. Il piacere di comunicare che finalmente la vicenda tecnico-giuridica che ha riguardato la mia elezione a deputato regionale e in seguito a un ricorso elettorale nei confronti del collega Nicola Catania si è conclusa positivamente, per me ovviamente, anche in Cassazione. Torno a dire e ripetere che è stato un confronto puramente giuridico, non c'è stato mai nulla né di personale né tantomeno di politico sulla questione. Quindi mi auguro che questa possa essere l'occasione perché si rassereni sempre di più l'ambiente di partito e ci si confronti sulle cose realmente da fare e soprattutto su una unità di intenti che si deve raggiungere nei territori. E quindi l'auspicio è che oramai chiuse diciamo, tutte le vicende giudiziarie e tutti i ricorsi, visto che non ci sono più appelli da fare, che questo possa essere foriero di buone iniziative che si possono portare avanti perché rimaniamo semplicemente concentrati sulle attività da svolgere. Eseguito dai carabinieri del NAS di Catania un decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Messina di 2 sale operatorie dell'ospedale Papardo. I colleghi di Messina. 2 sale operatorie dell'ospedale Papardo di Messina sono finite sotto sequestro. Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore dai carabinieri del NAS di Catania e della compagnia Messina. Il decreto di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta conforme della locale Procura della Repubblica e riguarda nello specifico 2 sale operatorie del reparto di cardiochirurgia.
Il provvedimento, si apprende da un comunicato stampa dei Carabinieri, scaturisce dagli accertamenti condotti su delega dell'autorità giudiziaria dai militari dell'Arma a seguito di querela presentate dal settembre scorso dai familiari di alcuni pazienti che, sottoposti ad intervento di cardiochirurgia presso l'ospedale, erano deceduti a distanza di pochi giorni dall'operazione per infezioni tipicamente ospedaliere. In particolare, dalle verifiche effettuate anche con il supporto di consulenti tecnici, è emerso che i decessi relativi alle denunce si inserivano in un novero più ampio di casi analoghi avvenuti nel menzionato reparto sanitario e danni di pazienti sottoposti ad interventi di varia natura, a cui erano state installate valvole cardiache o bypass coronarici. A seguito delle verifiche condotte sono state inoltre rilevate numerose criticità in termini di salubrità degli ambienti operatori, con il superamento delle soglie di rilievo della presenza di agenti patogeni e altri microrganismi. Si evidenzia che il provvedimento è stato emesso sulla scorta di elementi indiziari acquisiti in fase di indagine preliminare, pertanto per tutti gli indagati trova applicazione il principio di presunzione di non colpevolezza fino al giudizio davanti al giudice terzo ed imparziale nel contraddittorio fra le parti, che potrà concludersi anche con il riconoscimento dell'estraneità degli indagati rispetto ai fatti contestati. Il professore Francesco Pira, confermato coordinatore per l'Italia della conferenza internazionale Medicom 2025, sarà il referente per il nostro Paese per il secondo anno, partecipando come relatori ai lavori che si svolgeranno il 9 e 10 maggio prossimo a Bangkok, in Thailandia. Sentiamo lo stesso professore Pira. Ringrazio gli organizzatori di questo importante convegno internazionale, li ringrazio perché la conferma che arriva per il secondo anno con la nomina di Country Coordinator per l'Italia di questo momento di riflessione sul futuro della comunicazione, ma anche sul presente della comunicazione, mi permette anche di entrare in contatto con colleghi, con studiosi, con professionisti della comunicazione di tutto il mondo che stanno cercando di studiare questa grande rivoluzione che sta avvenendo anche con l'intelligenza artificiale, il metaverso. Sono aspetti che stanno cambiando notevolmente la vita. È il 10° anno che Medcom quest'anno si svolgerà a Bangkok, ma è stato in molti posti del mondo, dallo Sri Lanka alla Cina. È una rassegna itinerante importantissima, e quest'anno il tema, cioè la trasformazione dei paesaggi dei media, e quindi l'aspetto etico, l'aspetto dell'innovazione, l'educazione, sono temi molto vicini a quello che è il mio oggetto di ricerca. Quindi sono particolarmente contento perché credo che bisogna cercare di esplorare quelle che sono le tendenze, le sfide, e capire come sta cambiando la comunicazione, anche la nostra comunicazione interpersonale. A Santa Maria di Novella di Firenze si presenterà il libro di Enzo Di Natali su Dante Alighieri il prossimo 28 novembre. Abbiamo sentito lo stesso autore. Professor Enzo Di Natali, il prossimo 28 novembre è un'interessante iniziativa. Lei presenterà il suo libro su Dante Alighieri proprio in una delle chiese più belle di Firenze, Santa Maria Novella. Santa Maria Novella non solo è una delle chiese più belle di Firenze, ma si può dire anche il cuore della cultura fiorentina. E proprio a Firenze sarà presentato questo mio testo su Dante Alighieri, teologo mistico e la divinizzazione dell'uomo. L'opportunità mi è stata data perché critici di valore come Don Vincenzo Arnone e altri critici fiorentini hanno visto in questo lavoro un contributo al pensiero di Dante Alighieri. Infatti mai nessuno aveva trattato Dante Alighieri come un teologo, e per di più un teologo mistico, e in quest'opera metto in evidenza che il 33° canto del Paradiso, cioè l'ultimo canto che Dante compone,
non poteva essere realizzato soltanto con le capacità intellettive del grande poeta, ma è stato realizzato grazie ad una rivelazione. Dante Alighieri ha avuto questo privilegio mistico per realizzare appunto un canto che un canto pieno di luce, un canto pieno di luminosità, un canto che veramente Dante ha avuto una grazia particolare. 2 gli spettacoli che andranno in scena domenica 24 novembre al Teatro Regina Margherita di Racalmuto, organizzati dall'Associazione Concordia, che avrà come tema la violenza sulle donne. Si tratta di Donne violate e La Morsa. Abbiamo sentito in merito Pippo Alvaro. L'Associazione Concordia da sempre ha una mission, che è quella noi ci siamo, soprattutto in momenti in cui si celebrano degli eventi particolari contro la guerra, contro la violenza sulle donne e contro l'aborto. Noi ci siamo. E domenica 24 sarà rappresentato qui al Teatro Regina Margherita uno spettacolo in 2 parti. Una parte sarà dedicata alle donne di cui Pirandello ha scritto La violenza e l'altra parte sarà dedicata solamente ad una donna che è stata violentata psicologicamente, Giulia della Morsa. Il presidente dell'Associazione Concordia, Angelo Cinque, mi ha onorato di affidarmi la regia e quindi vi aspettiamo il 24 di novembre qui alla Regina Margherita alle 19. Passiamo allo sport, una settimana complicata per l'Akragas, reduce da diverse sconfitte e ultima in classifica, che ha fatto esplodere la rabbia della tifoseria locale, che ha manifestato con striscioni verso il patron Deni e i calciatori e tutta la dirigenza. Ce ne parla meglio il collega Lentini. Quella appena trascorsa è stata una settimana alquanto movimentata in casa Akragas. Il brutto inizio di campionato, che relega la squadra in ultima posizione in classifica generale, e coincide con una nuova sconfitta maturata domenica scorsa con l'Enna all'Esseneto. Ciò ha fatto esplodere la rabbia della tifoseria locale, che ha manifestato senza mezzi termini con striscioni all'indirizzo del patron Deni, dello staff tecnico e anche degli stessi calciatori. Una situazione in grande ebollizione che ha costretto la società a imporre un lungo silenzio stampa. Ad alimentare questo momento decisamente critico ci sono stati gli attacchi a mezzo web che hanno costretto il patron Giuseppe Deni ad intervenire, e lo ha fatto attraverso il proprio sito ufficiale societario. Ma il messaggio principe della lunga conferenza stampa riguardante il futuro è semplicemente riguarda quello che come dichiarazione ha fatto lo stesso Deni. Infatti ha detto: presto una cordata importante proveniente dal nord Italia preleverà il gigante per un futuro roseo e duraturo. In questa operazione futuri azionisti di maggioranza intendono avvalersi della mia specifica collaborazione, ha voluto sottolineare lo stesso patron Deni, che personalmente ho accettato di buon grado. Intanto, questa domenica pomeriggio, la compagine dei Templi è attesa dallo scontro con il paterno del tecnico ex Favara, Gaetano Catalano. Contro la compagine dei Templi ci sarà anche un ex biancazzurro, Giulio Sanseverino, la scorsa stagione tra i protagonisti della salvezza. Questa gara sarà diretta da Lorenzo Montefiore di Ravenna, con assistenti Federico Corbelli di Rimini e Beatrice Toschi di Imola, ma seguiamo uno stralcio dell'intervento dello stesso patron Giuseppe Deni. Perché ritengo che sia giusto e doveroso, come rappresentante della proprietà, come diciamo il proprietario quasi totalitario delle quote dell'Akragas, mettere un po' di chiarezza
a tutta una serie di avvenimenti, alcuni anche spiacevoli, come le contestazioni fatte in danno del sottoscritto, che tanto ha fatto e tanto ha dato a questa società. Io da agrigentino sono profondamente legato ai colori dell'Agragas e credetemi, ho cercato sempre di fare gli interessi dell'Agragas, anche se può darsi che qualcuno non ne sia convinto. Ho rinunciato a vacanze, ho rinunciato a piaceri, ho trascurato la famiglia proprio per dare il più possibile in tutti i contesti qualcosa a questa società che è nel mio cuore. Io sono originario di Porto Empedocle e mi ricordo che molte volte mi facevo a piedi il Ponte Moranti la domenica per venire a vedere l'Agragas giocare. Oggi ne sono il proprietario, sono una figura, diciamo, molto rappresentativa all'interno della società. Però forse gli agrigentini dimenticano qualcosa ed è giusto ogni tanto fargliela ricordare. Io ho acquisito l'Agragas nel lontano 2006, credo 2005-2006, quando l'Agragas fu lasciata in balia delle onde dal vecchio presidente, il signor Sevita, il quale, scottato e deluso da tutta una serie di cose, lasciò l'Agragas, che in quel periodo non aveva neanche i soldi per pagare l'autobus per andare in trasferta. Io in quel momento sentii la necessità e l'amore verso questi colori, acquisì l'Agragas, la salvai con l'allora allenatore Longo e con direttore sportivo Dario Scozzari, e l'anno successivo fece una corazzata che arrivò seconda in campionato e vinse per la prima volta nella storia dell'Agragas la Coppa Italia. Io ritengo che bisogna fare un ragionamento serio, perché lo descrivo con un aneddoto, no? C'è un marito tradito che si taglia i coglioni perché vuole fare un dispetto alla moglie. Per cui non vorrei che per fare un dispetto a Deni buttiamo nell'immondizia l'Agragas. Per cui questo sarebbe una cosa sbagliata da ambo le parti, sia dalla mia parte e sia da parte della tifoseria, che oggi ha accennato a qualche polemica, però le polemiche stanno nelle cose. Fino a che ci manteniamo sul linguaggio e su atteggiamenti moderati va anche bene, anche perché devo in maniera molto coscienziosa asserire che alcuni errori sono stati fatti, alcuni errori li abbiamo fatti, ma gli errori che abbiamo fatti, credetemi, li abbiamo fatti in buona fede, non li abbiamo fatti in malafede, anche perché oltre al tempo ci mettiamo pure il denaro, per cui non penso che uno che investe su una società ha la volontà di farla finire male. Ripeto, quando si sbaglia uno cerca tutti insieme di fare un ragionamento e di rimediare agli errori fatti. Ecco, e noi faremo questo. Per cui in questi giorni mi sto adoperando per chiudere questa trattativa di questo imprenditore e il suo gruppo, che è fortemente interessato all'Agragas, e credo che agli inizi della prossima settimana si potrebbe anche chiudere. Io c'è tutta la mia più ampia disponibilità. Mi segue? E devo dire, in questi giorni, dopo la partita di domenica, che domenica sarà un crocevia, perché domenica, in base a quello che sarà il risultato, si prenderanno delle decisioni. È ovvio che si devono prendere delle decisioni. Una decisione già l'abbiamo presa, che è quella che a questa società, a questa compagine, serve almeno 2-3 innesti per poter pensare
di salvare il titolo, perché in effetti la rosa in generale è corta, bisogna allargare la rosa e in ogni caso qualcosa bisogna farla in alcuni settori del campo. Questa è una promessa che abbiamo fatto, che facciamo e che ribadiamo. E vediamo ora una panoramica delle gare di calcio che si terranno domenica nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. Sempre il collega Lentini. Queste invece le gare in programma questa domenica, questo turno di campionato che aggregasse Paternò, Acireale Nissa, Città di Sant'Agata Locri, Enna Sambiase, Licata Vibonese, Nuova Egea Virtus, Castrum Favara, Ragusa San Cataldese, Regina Pompei, Scafatese Siracusa. Nel campionato d'eccellenza Girone A si gioca l'11ª giornata, un turno ricco di scontri importanti per l'alta classifica. L'Unitas Sciacca gioca in casa con il Marsala in una sfida che si preannuncia molto intensa e contro un avversario affamato di punti. A Palermo scontro tra il capolista Athletic Club Palermo e la Parmon Valle, mentre le inseguitrici Gela e San Giorgio Piana giocano rispettivamente la prima in trasferta a Marineo contro l'Oratorio, la seconda tra le mura amiche con il Partinico Audace. Infine il Castelbuono ospita il Castellammare. E concludiamo con la promozione Girone C. Grande attesa cammarata per il derbissimo della montagna tra Camarat e Gemini, una sfida importante specie per i padroni di casa che intendono mantenere la vetta della classifica. A guardare questa sfida l'Aragona che ospita il Serra di Falco, mentre il Casteltermini, rivitalizzato dalla bella vittoria ottenuta con il Nicosia, cercherà altri punti importanti sul campo del Villarosa San Sebastiano. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle ore 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi sabato e vi auguriamo un buon fine settimana.